Nuove tecnologie per guadagnare tempo prezioso nei momenti di emergenza. E quando si tratta di vita o di morte, fino a 3 ore risparmiate sono un capitale prezioso. Le ambulanze dei punti di primo soccorso del litorale veneziano, da Bibione a Caorle, da Jesolo a Cavallino, Treporti, sono state equipaggiate con ecografi portatili di ultima generazione. Sono dotate di un dispositivo chiamato ecografo che permette subito una diagnosi pronta, immediata, per terra, nel territorio, in ambulanza, e quindi una più precisa valutazione del danno che può aver avuto il paziente e una sua più veloce centralizzazione là dove può essere curato. Contestualmente si avrà anche l'inizio di un'attività di telemedicina in modo con collegamento diretto con i pronti soccorsi, in modo anche questo di valutare immediatamente le condizioni del paziente e anche in questa maniera di velocizzare ancora di più il trasporto, l'eventuale centralizzazione verso l'ospedale che presenta le strutture più adeguate per il suo trattamento. Una app consente agli operatori di scansionare in pochi istanti tutte le sezioni del tronco del paziente, cuore in primis, con risoluzioni in alta qualità grafica utilissime per immagini addominali e polmonari. Le situazioni più gravi potranno quindi essere trattate in tempo reale, prima che possa avvenire il ricovero nella struttura ospedaliera attrezzata più vicina. Un servizio che andrà incontro anche alle aspettative di turisti stranieri. Ognuno di noi è abituato ai propri servizi sanitari e qui abbiamo tutti i turisti, persone che vengono da altre località, stranieri, e quindi dobbiamo dare un'immagine del nostro servizio sanitario che viene data oggi con questa nuova riqualificazione di questo posto di primo intervento. La stagione balneare è pronta a partire. L'ULSS 4 del Veneto Orientale ha voluto trovarsi pronta con un investimento da 200.000 euro che ha rinnovato completamente il punto di primo intervento di Bibione. In meno di un mese e mezzo abbiamo ristrutturato completamente il punto di primo intervento sia nella parte esterna sia nella parte interna. Redistribuzione degli spazi, revisione della logistica, abbiamo realizzato una bella sala di attesa, 2 ambulatori, la stanteria, la parte di accoglienza e ovviamente tutti i servizi tecnici di supporto al punto di primo intervento.